Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi giovedì 18 maggio. Allora, Mauro, ti faccio una domanda spinosa da ridere. ZTL, Sì. sappiamo che è un argomento Allora, delicato, però insomma, ma io i approfitto. cittadini chiedono che Allora, risponda. io approfitto per dire due o tre cose, perché ovviamente le segnalazioni arrivano anche a me, le richieste mi arrivano sia su WhatsApp che Messenger, Telegram. Allora, ZTL. Allora, ho già detto che noi siamo pronti per partire, ecco, è ancora in fase di registrazione, no? Ancora per le registrazioni delle targhe. Abbiamo detto che i 15 euro che stanno pagando i cittadini sono validi fino al 31/12 del 2024. Quindi sono 15 euro annuali che noi abbiamo già detto che saranno validi fino a fine del 2024. Quindi uno non dovrà ripagarli il prossimo anno. Ho già detto e ribadito, sottolineato, ma lo ridico anche adesso, che la ZTL io la voglio attivare non appena spostiamo i bus dal quartiere di Borgo San Giovanni. Perché questo? Perché attivare la ZTL vuol dire limitare il traffico, no? Anche dei turisti che arrivano in città, ma anche degli stessi residenti nel nostro territorio, ma che non sono residenti nel centro storico. Quindi non appena saremo pronti con il parcheggio che si chiamerà Park Borgo, al posto di bus che trovano ospitalità adesso, di bus di ACTV e Arriva Veneto, che andranno trasferiti nella zona di Val d'Ario grazie all'accordo che abbiamo fatto con l'autorità portuale l'anno scorso a luglio. Non appena saranno trasferiti questi bus, li creeremo da subito circa 300-320 posti auto. Allora sì che mi sento, diciamo, con la coscienza a posto, dire attivo la ZTL. Perché? Perché la gente ha comunque un'alternativa vicinissima al centro storico dove poter parcheggiare la macchina senza incappare nella contravvenzione della ZTL, che già esiste una ZTL a Chioggia. Nel periodo tra aprile 2022 e marzo 2023 il porto di Venezia ha registrato un calo del 3,6% nel movimento delle merci, previsto nelle analisi di fine 2022 e dovrebbe però essere seguito da una ripresa nella seconda metà dell'anno. I dati del primo trimestre risentono della flessione dei prodotti petroliferi a causa dell'evoluzione del polo di Marghera verso la sostenibilità ambientale e delle sanzioni alla Russia con conseguenti aumenti dei prezzi. Per i refusi liquidi, il calo dei prodotti petroliferi raffinati è stato compensato in parte dall'aumento delle rinfuse chimiche liquide e delle altre rinfuse liquide non alimentari. Le rinfuse solide sono cresciute del 4%, trainate dal carbone e dalla lignite, mentre il comparto agroalimentare è rimasto sostanzialmente stabile, con una diminuzione per i mangimi e gli oli vegetali, ma con una crescita importante per i cereali. Il movimento dei containers è diminuito del 2,9% in termini di unità misurate in TEU e rimane però sostanzialmente stabile in termini di tonnellate movimentate, indicando una maggior densità di carico per contenitore. Il numero di navi toccate presso il porto di Venezia è aumentato dell'11,7%, raggiungendo 2.831 unità. Per quanto invece riguarda i passeggeri, è aumentato il numero di passeggeri arrivati a Venezia via traghetto, un aumento importante è quello dei crocieristi, principalmente gestiti come on-port, dimostrando l'efficacia delle operazioni commissariali. Il porto di Chioggia ha registrato una significativa diminuzione del traffico merci, meno 40% su base annua. Tuttavia il traffico crocieristico è aumentato con quasi 18.000 passeggeri gestiti principalmente come on-port. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio, ha sottolineato che i traffici merci nei porti lagunari sono influenzati dall'incertezza dei mercati internazionali e dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e dell'energia. Nonostante ciò, sottolinea, lo scalo di Venezia dimostra una buona flessibilità grazie alle eccellenze produttive e logistiche presenti in vari settori. Il porto è in grado di assorbire gli impatti negativi delle condizioni esterne, garantendo attività e livelli occupazionali. Si presterà invece particolare attenzione a Chioggia nelle prossime settimane, con iniziative volte a sostenere il traffico e l'occupazione. Vi presento in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama
piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti. Il consigliere regionale del Partito Democratico Veneto, Jonathan Montanariello, ha annunciato che Arriva Veneto ha cancellato improvvisamente 6 corse lungo le linee 80 e 85 che collegano Venezia a Sottomarina. Questa decisione è stata presa, secondo il consigliere, senza spiegazioni, lasciando gli utenti del servizio senza mezzi di trasporto. Montanariello ha quindi presentato un'interrogazione alla Giunta regionale per chiedere spiegazioni su questa situazione e per conoscere le intenzioni dell'assessore ai trasporti e della Giunta riguardo al mantenimento degli standard di servizio. Questo non è il primo caso di soppressione di corse e Montanariello vuole capire se la Regione prenderà provvedimenti a riguardo e se si dovrebbe riconsiderare la gestione attuale del servizio. Come ci viene confermato, alcune corse stanno saltando in quanto manca personale, si fa fatica a organizzare straordinari con personale mancante per permessi o malattia. L'utenza però viene avvisata già dal giorno prima tramite messaggi mirati inquadrando il QR code della corsa relativa. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Il Comune di Chioggia ha aperto i termini per la presentazione delle domande di accesso agli interventi regionali a sostegno della famiglia e della natalità. Gli interventi sono destinati a famiglie fragili come nuclei familiari con figli minori rimasti orfani, famiglie monoparentali, famiglie di genitori separati o divorziati e famiglie con un numero elevato di figli. Le domande devono essere inviate entro il 15 giugno prossimo tramite il servizio online dedicato. Le autodichiarazioni saranno sottoposte a controlli di veridicità campione. Sarà creata una graduatoria unica per tutte le domande idonee presentate nell'ambito territoriale. Le informazioni possono essere ottenute presso i servizi sociali o sul sito web del Comune. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. La scuola di formazione professionale di Chioggia ENAIP terrà una cena di gala a cui è stato dato il nome La Notte dei Talenti per giovedì 25 maggio prossimo a partire dalle 19:30 che si svolgerà presso la sede ENAIP dove gli alunni avranno modo di esercitare le proprie competenze. Durante la cena organizzata dai formatori e dagli studenti delle classi terze dell'indirizzo operatore della ristorazione, gli studenti potranno infatti dimostrare agli ospiti tutte le competenze acquisite nel triennio formativo. Gli invitati saranno tutti i genitori e i parenti degli studenti delle classi terze, le istituzioni, le associazioni di categoria, le aziende e le scuole secondarie di primo e secondo grado. Durante la cena ci sarà la premiazione degli studenti che si sono distinti nel corso di cucina e nel corso di sala bar, grazie al progetto I Care It's a Chioggia Time, e durante la serata verrà presentata anche l'esperienza del quarto anno nel sistema duale. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 18 maggio, è la farmacia al Duomo in Corso del Popolo a Chioggia. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni dove continuiamo a fare lo speed. Ciao a tutti!